Dodore Meloni prosegue la sua marcia per l'indipendenza, oggi da Ghilarza. Sentiamo Marco Lai. Assume una connotazione fortemente simbolica la tappa odierna della marcia per l'indipendenza di Dodore Meloni, che tocca Paulilatino, Basanta, Borore e Ghilarza, dove si ferma davanti alla Torre Aragonese, uno dei monumenti che ricordano alla Sardegna un periodo di sottomissione a una dominazione straniera. Cosa vuol dire essere di fronte a questa torre? Di fronte a questa torre? Una cosa semplicissima, che gli spagnoli ci sono stati per 400 anni in Sardegna e ora non ci sono più. E questa torre è il simbolo di ciò che loro hanno lasciato. E noi da qui stiamo ripartendo perché ci sia di nuovo che anche i simboli italiani che dominano oggi sulla Sardegna se ne devono andare, come sono andati gli spagnoli. Il tempo arriva per tutti. Ai comuni Meloni continua a chiedere l'appoggio per riproporre il referendum sull'indipendenza, di recente bocciato dall'ufficio regionale. Beh sì, io riconosco, ma penso anche il Consiglio Comunale, che il diritto al voto sia un diritto inalienabile. Per cui credo che noi faremo quello che dobbiamo fare perché questo diritto al voto venga rispettato e si riesca in effetti a fare questo referendum poi. E mentre attende che i consigli comunali si pronuncino, Meloni non trascura di coltivare le relazioni con gli altri movimenti indipendentisti della penisola, incontrati nei giorni scorsi a Treviso. Abbiamo fatto un gemellaggio un mese fa e ogni tanto ci riuniamo per vedere quali linee di condotta dobbiamo porre insieme